Amici di Calcio Napoli 24 TV, buonasera, benvenuti all'edizione del giovedì 29 di dicembre di Recap, il riassunto di giornata. Un saluto da Claudio Russo in regia, Emanuele Bernardo e Pasquale Cacciola al coordinamento. In redazione andiamo subito sulla nostra homepage, chiaramente, per andare ad approfondire un attimo quelli che sono i temi anche del pomeriggio di Calcio Napoli 24. Partiamo subito con il nostro primo piano. Kim Min-jae, ovvero la prossima gran potenziale plusvalenza in casa Napoli. Perché? Potete andare a leggere il nostro focus, perché il valore di contratto d'acquisto di Kim Min-jae è di 18 milioni e 60 mila euro pagati dal Napoli al Fenerbahce. Il Napoli il prossimo anno ammortizzerà subito il 40%, quindi poco più di 7 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Che il valore di Kim a bilancio sarà di 10 milioni e 836 mila euro. Considerando che oggi si parla di clausola rescissoria di Kim dal valore variabile tra i 50 e gli 80 milioni di euro, basterebbe, ricordiamo, dal 1 al 15 luglio sarà valida questa clausola, basterebbe togliere questi 10 milioni e 836 mila euro per immaginare l'enorme plusvalenza di bilancio per Kim Min-jae tra i 39 e i 69 milioni di euro. Chiaramente la speranza è che il calciatore possa restare ovviamente in casa Napoli, sperando che possa sbloccarsi anche l'eventuale trattativa per il rinnovo contrattuale. Ci sono delle altre notizie in casa Napoli. Ovviamente ha parlato l'assessore comunale Nino Simeone, ha parlato dei lavori allo stadio Diego Armando Maradona annunciati nella giornata di stamattina. Cosa dice Nino Simeone? Gli interventi dello stadio Maradona erano già previsti per le Universiadi, si interesseranno della sistemazione delle gradinate e di altri dettagli all'interno degli spogliatoi. Ho letto tante cose sui giornali, prosegue Simeone, ma noi non ne sapevamo nulla. Non sapevo che De Luca fungesse da Babbo Natale e desse mezzo milione di euro. La regione darà all'Arus i fondi che mancavano per completare questi interventi. Va bene, ma almeno ce lo facessero sapere. Poi qualche giornale parlava di sistemazione delle aree per i disabili. Non è vero, sono fondi che abbiamo già stanziato noi come comune. Finalmente lo stadio Maradona è riuscito a emergere dall'oblio. Erano tantissimi anni da quando l'Italia non veniva a giocare a Napoli, ricordiamolo. Nel prossimo mese di marzo Italia-Inghilterra si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, e chi invece fa benissimo chiaramente allo stadio Diego Armando Maradona è Victor Osimhen. Victor Osimhen, capocannoniere del campionato di Serie A, che oggi peraltro compie 24 anni, quindi rinnoviamo gli auguri all'attaccante azzurro. Ha parlato il suo ex allenatore allo Charleroi, quando lui ha giocato nel 2018-2019, Felice Mazzù. L'ho intervistato i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli. Cosa ha detto? Penso che possa superare il tetto dei 30 gol in questa stagione, vuole fare sempre di più e a volte questa volontà di volersi superare lo spinge a far male delle cose, ma in altre gli dà quello sprint in più. Ha un buon tiro dalla distanza, lo so per certo, peccato che ci provi poco, ma so che il colpo ce l'ha. Speriamo che in tal senso possa usare di più quest'anno, perché effettivamente lo merita e i dati chiaramente danno un sacco di certezze per quanto riguarda il rendimento di Victor Osimhen. Un rendimento chiaramente che non può non prescindere dall'allenamento di oggi, perché la squadra si è allenata a Castelvolturno, ha iniziato la sessione sul campo numero 1 svolgendo torello e attivazione con la palla. Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico, chiusura di seduta con una serie di partitine a campo ridotto. Qui i calciatori del Napoli sul terreno di gioco di Castelvolturno, dove domani peraltro possiamo andare a vedere dalla nostra homepage ci sarà un allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia. Possiamo andare a leggere anche la nota ufficiale della Juve Stabia. Cosa dice la società di Castellammare? La società sportiva Juve Stabia comunica che domani 30 dicembre al centro sportivo SSC Napoli Conamic Training Center di Castelvolturno si terrà un allenamento congiunto a porte chiuse con la SSC Napoli, e quando sono le 17
21:53. Prima di andare a chiudere la nostra edizione di recap, vi facciamo vedere le immagini di quello che è stato il primo allenamento congiunto, in realtà un amichevole, nello scorso settembre. Tra un attimo andremo a vedere le immagini proprio di quel Napoli-Juve Stabia che c'è stato allo stadio Diego Armando Maradona davanti ai tifosi azzurri, una gara chiaramente amichevole, una delle prime in cui abbiamo rivisto tanti calciatori azzurri per quanto riguarda le prime uscite, Giacomo Raspadori, Tanguy Ndombele, Kim Min-jae davanti ai tifosi del Napoli, e chiaramente al Maradona venne scelto come sparring partner, tra virgolette, proprio la Juve Stabia, che milita nel girone C del campionato di Lega Pro. E oggi, peraltro, ne ha parlato anche il presidente Andrea Langella: incontrare il Napoli, che orgoglio, un grande onore far allenare i nostri giocatori contro la squadra prima del campionato in Italia. Per quanto riguarda poi chiaramente Aurelio De Laurentiis, abbiamo rapporti ottimi con il presidente, così come il dialogo tra i due direttori sportivi è stato trovato un punto di incontro. Non parlerei di scaramanzia, ma ben venga visti i risultati finora, alla base di tutto però ottimi rapporti, e quando si trova una soluzione per giocare anche in allenamento congiunto ci inorgoglisce tantissimo. È solo un motivo d'orgoglio, un grande onore. Poi i tifosi stabiesi hanno un'amalgama da tempo con i tifosi azzurri, c'è grande simpatia e questi momenti poi si vivono assieme. Vi dicevamo, a questo punto vi facciamo rivivere le emozioni di quel Napoli-Juve Stabia e poi torniamo qui in studio per i saluti finali. Vediamo le immagini.
Giuseppe. E allora con le immagini del 3-0 del 24 agosto con le reti di Tanguy Ndombele, Giuseppe Ambrosino e Alessio Zerbino, noi arriviamo al termine di questa edizione del giovedì 29 dicembre 2022 di Recap. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, Pasquale Cacciola in redazione, da Claudio Russo. L'appuntamento, ricordiamo, domani da mattina allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia, proveremo a raccontarvelo nel miglior modo possibile. Da Claudio Russo un saluto a tutti, continuate a seguirci su Calcio Napoli 24.